No, sono proprio le uova. Vabbè. Intingo nella maionese. Ho un po' di cose da fare, come ogni weekend alla fine, perché mi ritrovo alla fine del weekend a fare tutto. No, in realtà ieri sera ho pulito di là l'entrata di casa e il corridoio qui. Ho pulito tutto il legno con il pronto, quello liquido. Quindi ho fatto un po' di acqua, un po' di pronto e ho passato tutto con lo straccio. Ho pulito i vetri e ho messo le tendine nuove, che però non mi convincono. Mi piacciono come tende, però vederle messe lì non mi dicono niente. È che non c'è altro posto dove metterle perché sono strette. Le ho prese apposta per quei vetri, no? Gli orecchini anche sono nuovi, se vi state chiedendo, eh. Sembrano quelli della Ferragni, ma non sono quelli, sono cinesi. Semplicemente. Però mi piacciono. Ed è di nuovo domenica, finalmente. Allora, mi sono già preparata. Qui ho un gran casino. Qui ho questi che ho preso da Shein, e devo mettermeli via. Sono vellutati, vabbè. E poi c'ho altro caos sempre di Shein. Qua sopra anche ci sono fiori finti, li ho messi sopra perché sennò Peppe e Pipo vanno a mangiarseli. E quindi mi tocca metterli in alto, dove loro non arrivano. Allora, vi faccio vedere, nel mentre qua i gatti devono catturare gli uccellini, presumo. Vero Pepe? Dov'è Chip Chip? Era giù Chip. Dai, vieni. Insomma, nel mentre loro cercano di catturare uccellini, vi faccio vedere le tende. Sappiate che i vetri sono puliti per dentro. No, pensavo di averli puliti bene, invece la no. Cavolo. Ma non per fuori. In realtà la fascia bassa lì è ancora sporca. Vabbè, vi faccio vedere le nuove tendine. Abbiamo sempre il compagno gatto, gatto lì, non gli abbiamo ancora dato un nome. E comunque lui è sempre là, è bravissimo. Poi sono bellissime, cioè a me piacciono tantissimo. Sono proprio belle con questi ponghi pong, questi pom pom così. No, mi piacciono veramente tanto. Belle, belle, belle. Mi sono resa conto che ho la modalità ritratto, quindi di qua era sfocato e di qua no. Ho sbagliato a registrare. Vabbè, comunque dai. Si vede l'autunno nel bosco, decisamente. I prati no ancora, però il bosco sì. Oggi c'è la sagra in paese, quindi ci sono i banchetti, ci sono le giostre e il tendone dove fanno da mangiare, insomma. Quelle due ventoline là sembra funzionino, però dobbiamo veramente aspettare che faccia più freddo di fuori. Pippo deve uscire, ma non è capace di aprirsi la porta. Dai, vai! Sì, ecco, grazie. Sì, dobbiamo veramente aspettare, però per il momento sembra che funzionino e in casa riusciamo ad avere più di 20 gradi perché il calore viene distribuito meglio. Certo, non fa miracoli due ventoline del genere, però aiutano un pochino. Sto provando a fare un time lapse con la Insta360, vediamo cosa ne esce. Pepe fa la nanna. Vedi, senti qua, senti che bellissimo. Che si zetta qui, senti qui. Si agita tutto. E Pippo è ridicolo, ma lui vuole stare qua oggi. Niente cucce, oggi scatola di carta. Niente cuccette. Senti qua, che prurito. Vero? Vado a fare il letto. Pizzichino. Cioè, io che parlo come se... Vabbè, la Insta360 è l'ultimo acquisto che ho fatto. La stavo puntando dall'uscita praticamente e alla fine ho deciso di prenderla. Perché? Perché Alessandro Morolla, che è un... non voglio definirlo influencer, è una persona che si occupa di fare recensioni di tutti questi prodotti tecnologici, droni, poi è bravissimo anche a fare i video, a montarli, cioè fa delle cose spettacolari e quindi le aziende gli mandano tutte queste cose e lui ne fa delle recensioni e lui aveva questo link
e davano in regalo le lenti. Le lenti servono per rendere la scena più, cioè per cambiare un attimo i colori, insomma adesso non so spiegarvelo. Fatto sta che c'era in regalo questa cosa e le lenti da sole costano sopra i 65 euro, non so se o 63 o 73 euro, adesso non mi ricordo. Fatto sta che è un bel risparmio, insomma. E c'era questo in regalo e poi, vabbè, niente, poi ho comprato anche la protezione aggiuntiva, eccetera, e non nel senso fisica, tipo l'assicurazione. Come per tutte le cose tecnologiche che ho, io ho l'assicurazione, perché alla fine almeno mi paro il culo, mettiamola così, ecco. Adesso faccio il letto e poi vedo di vestirmi, ma non so neanche come vestirmi oggi. Almeno è una bella giornata. Mi sono data una sistemata anche ai capelli. Hanno portato le lelle, io le chiamo le lelle, le pecore, qua sotto. Che belle! Le lelle, eccole! Finalmente le hanno portate qua sotto, tutte libere. Non le hanno neanche messo il recinto. Guarda quelle laggiù come corrono. Corri, corri, corri! Che belle! Tutte libere di muoversi. Non c'è tantissima erba, ma insomma, qualcosina c'è. Quelle hanno deciso di andarsene. Lì c'è il pastore che sta arrivando. Che belli. Ormai chi segue me nei vlog sa che io puntualmente ogni, diciamo, tarda primavera, inizio estate, ogni autunno faccio vedere le pecore. Vabbè, adesso sento Franz perché non so che fine abbia fatto. Cioè, si parla del diavolo spuntare le corna. Il pastore. Con i cagnoloni. Vabbè, vado. Okay. Vediamo cosa voglia di fare. Siamo appena tornati a casa dalla fiera, dalla sagra, la fiera, 4 banchetti in croce. Mi sono messa questi pantaloni e sono a zampa, guardate che zampa larga, io li adoro tantissimo, sono aderenti e poi dal ginocchio in giù partono. E io adoro questo tipo di pantaloni, cioè mi piace proprio, anche se sono un po' cicciotta, non me ne frega assolutamente niente, sono semplici, cioè molto leggeri, ma faceva caldo, si stava molto bene oggi. Di solito quando c'è questa sagra, sì, poi adesso ho sopra questa, ma in realtà ho l'altra sotto, vabbè. L'ho messa appena prima questa maglia perché c'è stato praticamente caldo tutto il tempo. Cioè, una volta si prendevano le castagne per scaldarsi le mani perché c'era freddo. Oggi abbiamo preso le castagne, ma non per scaldarci perché sinceramente c'era caldo. Kitty. Ciao Mimi. Cosa? Che dolcezza. Oggi dolce. Sì. E tu sì.
Matti. Cosa fai? Pupi, cosa fai? Ah, che bello che sei! Ma Mummy, ma come sei bello! Sei bellissimo! Sì, gnac. Pepe? Sì, così, così. Sì, vieni qua. Mummy, guarda, guarda. Ah, sì, sì. Ma non è per spazzolare i gatti questo. Ah, no, matto. Sei un matto. Come avete visto ho fatto questo lavoro, ok, il copripiumino non è stirato, ma io non stiro niente, infatti si vede, non è il massimo. Comunque questo l'ho preso da Shein e mi piace tantissimo. Franz non ha il secondo cuscino perché ne usa solo uno. Io invece, a me piace averne un altro, anche se non lo utilizzo, ma mi piace averne un altro. E questo è quanto. Nel caso avrà bisogno gliene prenderò un altro anche a lui, ma non credo, perché si trova bene così e è un po' storto. Vabbè, dai. Quel copripiumino mi piace. Bello, bello. Ho messo il piumino quello più leggero e l'altro ce l'ho qua, devo piegarlo e metterlo via per il momento perché secondo me avremo caldo anche solo con questo. Basta, adesso questo è quanto. Di là ho tutta la roba stesa, quindi devo andare a ritirarla. C'è tutto ancora steso. E niente, le pecore ho sentito che sono passate di là per la strada che c'è la via e nel bosco. Quindi sono state ben poco qua sotto casa, solo ieri mattina e un po' di pomeriggio e poi le hanno portate via. Vabbè dai, comunque è finalmente autunno, guardate, sembra anche più autunno di ieri oggi. Adesso faccio una foto perché mi piace questo bosco così. Peccato per tutti questi fili della corrente, ma insomma, rovinano tutto.